Ciao ragazzi, che vittoria spettacolare per il Napoli. Oggi non possiamo non parlare della grandissima vittoria contro la Juventus, una partita che ha messo in evidenza tutta la forza e la determinazione della squadra, che nonostante un gol subito nel primo tempo, ha saputo reagire alla grande, conquistando 3 punti che valgono tantissimo in ottica scudetto. Oggi, oltre a rivedere i momenti salienti della partita, ci tufferemo anche nelle dichiarazioni post partita dei nostri ragazzi. Cosa hanno detto Anguissa, Meret e gli altri dopo questa vittoria così importante? E non solo, ascolteremo anche le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi e ha messo in luce l'approccio giusto che il Napoli ha avuto per ribaltare la partita. Quindi rimanete con noi perché c'è davvero tanto da commentare e da celebrare. Forza Napoli, sempre. Che partita ragazzi. Il Napoli non smette mai di sorprendere e dopo aver sofferto un po' nel primo tempo, nel secondo ha mostrato tutta la sua forza. Diciamolo, quella zampata di Kolo Muani ci ha tagliato le gambe, ma i nostri non hanno mollato e hanno saputo reagire alla grande. La Juve è partita bene, con Yildiz che se l'è giocata bene contro Spinazzola, ma Meret ha fatto una parata da urlo. In generale il primo tempo è stato più che altro una lotta a centrocampo, ma quel gol di Kolo Muani al 43 è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Non l'avevamo vista arrivare, anche se il Napoli stava crescendo piano piano. Poi, ragazzi, che ripresa! Un altro Napoli. La squadra ha cambiato marcia e l'ha fatto con la solita intensità. Anguissa è salito in cattedra con quella testa da bomber, pareggiando con un colpo davvero centravanti. Quella rete è tutta la forza del gruppo. Non si è mai persa fiducia. Poi è arrivato il rigore di Lukaku, il solito Lukaku, che non sbaglia mai quando si tratta di metterla dentro. Motta, devo dire, ha fatto dei cambi che non hanno avuto l'effetto sperato. La Juve sembrava un po' in bambola e anche quando è entrato Vlahovic non ha cambiato molto. Lukaku e compagni sono stati chirurgici e il Napoli ha mantenuto la calma, senza rischiare troppo. Altro successo pesante che manda un messaggio forte. Siamo in cima alla classifica e non abbiamo intenzione di scendere da lì. Il campionato è ancora lungo, ma vedere questa mentalità ci fa davvero sognare. Anche Conte avrà avuto un sorriso oggi, sapendo che il suo Napoli continua a non fermarsi. Vedremo ora cosa hanno detto i personaggi di questa importante vittoria del Napoli, a cominciare da Meret e Anguissa. Siamo con due grandissimi protagonisti di questa partita, Meret e Anguissa. Vi volevamo lasciare ballare lì perché vedo che ci sono di Lorenzo e Politano scatenati, ma anche tu sei un grande capopopolo. Partiamo proprio dalle vostre emozioni, come state? Lo sapete che il Napoli-Juve è sempre una partita speciale qua a Napoli. Volevamo vincere, l'abbiamo fatto, siamo tutti contenti, non c'è niente da dire di più. Ma cosa si prova a vincere contro la Juventus qui in questo stadio e soprattutto ad interrompere l'imbattibilità della Juve? Sì, la Juve non aveva ancora mai perso, quindi sicuramente non era un caso, è una grandissima squadra organizzata, però noi siamo scesi in campo per vincere come abbiamo sempre fatto quest'anno e nonostante poi essere andati in svantaggio poteva crearci qualche problema, invece nel secondo tempo siamo rientrati benissimo, ci siamo andati a prendere una vittoria veramente importante per il nostro campionato. Ciro. Allora, intanto i miei complimenti. Allora, a te volevo chiedere se al tuo quinto gol nell'anno dello scudetto era arrivato a 3. È un anno strepitoso per il tuo campionato, per il campionato che stai facendo. Il mister mi dice sempre che devo fare gol, che posso farlo, allora sì, provo di farlo e quest'anno non so perché ma segno, allora sono contento, ma come lo dico sempre, la cosa più importante è sempre di vincere da squadra e è bello in una squadra così che sta perdendo 1-0 che riesce comunque a vincere 2-1 contro una squadra di Juve che non è facile da battere, oggi l'abbiamo fatto di squadra, sono contento. A proposito proprio di recuperare delle partite in cui siete andati in svantaggio, questa è la 4ª volta che vi riesce e ancora una volta sei stato determinante. Sì, questo è sintomo insomma di grande unità di squadra, di grande sacrificio, non molliamo mai per tutti i 90 minuti, sappiamo che in ogni momento della partita possiamo far gol e quindi è importante rimanere sempre dentro la partita, andare al massimo come abbiamo fatto. Il secondo tempo veramente siamo rientrati benissimo e abbiamo ribaltato una partita molto difficile che
che comunque, come ho detto prima, era fondamentale per noi. Siamo contenti per noi, per la squadra, per tutta la gente, per Napoli. Ma cosa hai provato su quella parata su Ildiz? Ma è stato tutto istinto, ho provato a buttarmi un po' alla disperata e fortunatamente ha calciato proprio lì, è stata importante per il risultato, che comunque era all'inizio della partita, partire subito magari in svantaggio poteva creare dei problemi, però sono contento e sono contento per la vittoria di squadra soprattutto. Frank, tra 5 partite c'è la sfida contro l'Inter. Che messaggio lanciate oggi a tutto questo campionato in vista di quella partita? La verità è che noi sappiamo che siamo una squadra forte, ma noi giochiamo partita dopo partita con umiltà, con fiducia di essere forti tra di noi e siamo una squadra di carattere che sarà difficile da battere. Ma cosa vi ha detto Antonio Conte all'intervallo? Qualcosa? Perché siete arrivati carichissimi. Ma in realtà oggi non ci ha lasciato abbastanza tranquilli rispetto al solito, ci ha dato solo qualche indicazione tattica su come continuare a pressarli e come provare un po' a uscire da dietro, perché nel primo tempo avevamo fatto un po' fatica. Il mister ha fiducia in noi abbiamo fiducia in lui, quindi tutti insieme possiamo raggiungere un grande risultato e toglierci grandi soddisfazioni. Buonasera, mi incarico io di chiudere il capitolo Kvaratskhelia, no? Fra pochi minuti inizia la titolare col Paris Saint-Germain. Però questa è una conferenza stampa post partita con la Juventus di Torino. Che c'entra Kvaratskhelia, mi scusi? Ok, però mi fate fare la domanda. Quindi. Vabbè, ma pensavamo che facessi una domanda sulla partita. Vabbè, la devo fare per ultima al massimo. Ho sbagliato a fargliela fare, ma la faccio per ultima. La facciamo subito, quello che... No, così chiudiamo il capitolo, no? Che è una battuta più che altro. Secondo te, se lui ha visto la partita, sei venuto un pochino di magone, tutto qui. Ma guarda, noi quello che possiamo fare è augurare a Vicia e alla sua famiglia ogni bene possibile, ecco. Quindi lui ha fatto una scelta, ha fatto la sua scelta. Mi è dispiaciuto sapere, ecco, che stavano trattando già da tanto tempo gli agenti col Paris Saint-Germain. Questo mi è dispiaciuto sinceramente, non l'ho trovato bello, però a lui gli auguriamo il meglio, perché comunque è un bravo ragazzo, auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene possibile, però si va avanti, siamo tutti utili, nessuno è indispensabile. Radio 16 e poi Sky. Mister, buonasera. Sì, buonasera. 2 vittorie importanti contro l'Atalanta e contro la Juventus, in un periodo, diciamo, mercato, tante voci, no? La squadra non si è lasciata distrarre, ha ribaltato una partita che nel primo tempo era sotto di un gol. Alla fine i tifosi cantavano "abbiamo un sogno nel cuore". Ma la seconda partita lo cantavano già, non è sì, no. Cioè, quindi non è che non stiamo andando, stanno cantando una canzoncina diversa, o hanno aspettato adesso per cantare. Dalla seconda partita, la partita col Bologna, ha iniziato a ricantare questa canzone, che ripeto, io mi auguro di sentirla cantare per tantissimo tempo. Ma le posso chiedere se questo sogno nel cuore sta cominciando a crederci anche lei? Ma guarda, noi dobbiamo sempre mantenere l'entusiasmo, non ammazzare mai l'entusiasmo, perché è linfa vitale per il tifoso, è linfa vitale per noi. E Napoli è una piazza molto passionale, al tempo stesso bisogna stare tranquilli, tenere i piedi per terra, anche perché, ribadisco, quello che è stato fatto fino adesso secondo me è qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo totalizzato 53 punti, abbiamo fatto gli stessi punti l'anno scorso. L'anno scorso in più c'era Osimhen, Kvara e Zelinski, senza contare Mario Rui, Lielmas, questi giocatori. Tante volte secondo me si sta un po' sottovalutando cosa sta facendo questa squadra, perché sembra che tutto sia scontato. Io ho detto che non c'è niente di scontato. La cosa bella è vedere che nei momenti di grande difficoltà che stiamo avendo, al di là del discorso del mercato, perché continua a entrare e uscire persone, c'è qualche infortunio anche di giocatori importanti, però non cambia niente, non sta cambiando niente. Questo è per me un motivo di soddisfazione, perché significa che tutti stanno lavorando nella giusta maniera,
e l'ho sempre detto, tutti si sentono coinvolti. Sinceramente mi dispiace che magari qualche volta non riesco a dare qualche minutaggio in più, perché avendo solo una competizione ci sarebbero dei giocatori come Jack Raspadori, per dire, no? Ma anche Gilmour, cioè avrebbero magari, ma un po' tutti avrebbero, sarebbe giusto dargli più minutaggio, però abbiamo una competizione, abbiamo già cambiato 4 giocatori rispetto all'inizio di gennaio, e dobbiamo continuare così, stando molto umili, come dico sempre, testa bassa e pedalare. Sicuramente oggi abbiamo battuto una grande squadra con giocatori forti, una squadra che, non dimentichiamo, l'anno scorso ci ha dato un bel po' di punti di differenza, e la Juventus, ripeto, come Milan, Inter, sono squadre, sono dei club, top club, che se sei lì come calciatore o allenatore o dirigente non c'è poco da dire, tu devi partire che devi vincere, poi le altre chiacchiere se le porta il vento. Sky